I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 11 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alle rapine agli anziani, rapina aggravata, lesioni aggravate e sequestro di persona. Il gruppo avrebbe commesso ben 10 rapine in abitazioni di anziani nel corso del 2010 nel pieno centro cittadino di Reggio. Le vittime venivano aggredite in casa, picchiate, immobilizzate e rapinate di oggetti di valore e contanti. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane di Gioia Tauro hanno scoperto un carico di farmaci contraffatti provenienti dal Medio Oriente. I prodotti sequestrati, tra cui pillole blu contenenti il medesimo principio attivo del Viagra, erano celati dietro un carico di copertura di lavandini. Il carico, intercettato alcuni giorni fa con oltre 10 tonnellate di medicinali contraffatti, è stato sequestrato nel porto di Gioia Tauro. Giornata di protesta oggi a Gioia Tauro per i rappresentanti delle imprese e delle famiglie colpite il 2 novembre dello scorso anno dall'alluvione. I manifestanti lamentano il mancato arrivo dei risarcimenti. La rotonda di Gioia Tauro, nella quale si incrociano la strada statale 18 e la strada statale 111, è stata occupata da stamattina da alcune decine di persone, intenzionate a continuare ad oltranza la protesta fino a quando Regione e Provincia non daranno risposte concrete. È Sabrina Gentile, la nuova presidente di Confindustria Giovani Crotone. Dal 2001 è amministratore delegato della Control Srl, società di commercializzazione di prodotti petroliferi e di trasporto. Subentra a Pierluigi Balzano, che ha illustrato l'attività svolta durante il triennio della sua presidenza. L'elezione del nuovo direttivo è avvenuta all'unanimità e la presentazione della nuova squadra è stata illustrata stamani nella sede di Confindustria.